Presidente Noal, allora, la Recantina, una varietà autoctona, riscoperta una cinquantina d'anni fa, ci può raccontare brevemente che caratteristiche ha questo vitigno? Beh, intanto diciamo che è stata un bel regalo che i nostri viticoltori, alcuni in particolare, sono riusciti a mantenere questo vitigno fino ai giorni nostri. Oggi noi vogliamo rivalutarlo, vogliamo cercare di portarlo all'attenzione del grande pubblico, ma anche dei nostri soci che in una zona dove il Prosecco la fa da padrone ed è evidente l'Asolo Prosecco con i suoi risultati fantastici del 2024 e quelli che stanno almeno fino ad ora continuando ad arrivare al 25, sicuramente ha una sua storia, una sua possibilità economica anche per tutto il territorio, ma noi vogliamo valorizzare invece i rossi i vini del Montello in particolare in questa nostra azione, e la Recantina entra a pieno in tutto ciò. Vogliamo far conoscere le caratteristiche, ricordare a tutti che siamo stati tra i primi in questa zona. La Serenissima insomma per prima tassava di più i vini del Montello perché erano i più pregiati rispetto ad altri prodotti, e quindi questo valore aggiunto di questa nostra prodotti eccellenti li vogliamo mettere a confronto tra i soci, far capire loro che c'è una possibilità di crescita anche verso una valorizzazione di questo vitigno autoctono, e dare la possibilità ai consumatori di assaporare questa meraviglia di prodotto che veramente nasconde tante caratteristiche. Grazie.